esperienza secondo Seconda esperienza sempre zitti zitti, piano piano, perché qui bisogna stare in silenzio, e quest'anno riproporremo altre opere, altri musicisti, parleremo di Verdi, molte opere sono opere di Giuseppe Verdi, anche perché sono 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi ricorderemo anche questo per i bambini. Lo schema è sempre lo stesso, prenderemo dei bambini a forza dal pubblico e li faremo esibire su questo bellissimo palcoscenico insieme all'orchestra. Il maestro è Leonardo Catalanotto, il Paolo Corda è sempre lui, il mimo che non parla, e insomma cercheremo di far vivere questa bellissima esperienza ai ragazzi che verranno a vedere. Sì, diciamo che il senso di questo spettacolo è quello di insegnare ai bambini, educarli all'opera, perché se vengono a vedersi un'opera dove sentono solamente i grandi che cantano, l'orchestra che suona meravigliosamente, però i bambini si annoiano. Quindi qui noi abbiamo creato delle scenette che siano, diciamo, abbastanza divertenti per loro, che possono attrarre, così quando qualcuno gli dirà andiamo a vedere un'opera seria, loro diranno sì, che bello, perché nell'opera ci si diverte. E questo è il senso di questo spettacolo. il tuo ruolo in questo spettacolo? Vabbè, io faccio il mimo e organizzo proprio i bambini in scena, quindi preparo la scena assieme a loro e li faccio muovere. E con te c'è E come c'è un mattatore per eccellenza che è Massimiliano Medda, quindi con lui è facile poi lavorare perché ha delle idee incredibili. Poi abbiamo il sostegno dell'orchestra e del coro, che è meraviglioso. Il maestro è gentilissimo, è disponibilissimo, quindi questo aiuta. Poi attrezzeria e tutti gli altri che lavorano nella sartoria, tutto. L'unica pecca è che quest'anno non ci sono sarde a sufficienza, non ci sono truccatrici per niente, e quindi insomma, stiamo un po' arrangiando con quello che c'è. Che ruolo hai in questo spettacolo? Devo fare